da rettore, dal vice rettore e inizia l'esibizione della contrada di Voltaia. Una serie di esercizi di abilità, nulla a che fare con il corteo storico del fallo, ma questo è una gara vera e propria, tant'è che la giuria nominata andrà a redigere i vincitori della classifica in base a dei punteggi dati appunto dalla buona o non buona esecuzione degli esercizi. Va anche detto che questa piazza è anche nota, ci sono delle difficoltà dettate soprattutto dalle correnti d'aria tipiche della piazza che vanno ancora di più a rendere difficile l'esercizio. Vediamo ora ancora un cambio verso la bandiera. C'è un allenamento costante durante tutto l'anno di ragazzi prevalentemente giovani sotto i 30 anni. Termina la propria esecuzione la contrada di Voltaia.